Ma.it. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, già in campagna elettorale, ha tracciato il bilancio di questo 2019, anno difficile ma che ha fatto conoscere al mondo l'unicità di Venezia, dice. Un intero sestiere è pronto a mobilitarsi a Venezia contro il progetto di un nuovo albergo a San Francesco della Vigna, dove dal 1200 si coltivano antichi vitigni. Il solito giro in auto della domenica si trasforma in tragedia, muore con l'amico di sempre, un neopapà di Martellago di 45 anni, ora il conducente è indagato per omicidio stradale. Campagna shock per dire basta agli incidenti a nord-est, come confermano anche i recenti casi di cronaca. Oggi ha preso il via l'iniziativa voluta dal governatore Zaia. Si era allontanato volontariamente con un'altra donna, il 43enne di Mira, scomparso dal 22 dicembre scorso, oggi si è presentato dai Carabinieri di Milano. È considerato uno degli uomini più importanti e influenti al mondo, è il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera. Da Salzano le suggestive immagini del presepe interamente realizzato a mano dal suo ideatore con il cambio di luci e colori. L'appuntamento con i vostri presepi continua. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Allora partiamo dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ha tracciato oggi il bilancio di questo non semplice 2019 per la città. Infatti lo ha detto anche lui, un anno difficile ma che ha fatto conoscere alla gente, dice, l'unicità di Venezia. È un Brugnaro Fiume già in campagna elettorale, questo che i municipi a Mestre traccia il bilancio di questo oramai fine 2019. Dobbiamo essere in grado di vedere la città del 2000, quella che è Berlino, quella che diventa Milano, e ci vogliono anche gli investimenti. In questo momento ci sono 550 milioni di investimenti pubblici del comune che lavorano in questa città. Avranno ricadute di 2 o 3 volte. Sarà la città del futuro, sì, lo diranno i fatti. Primo cittadino che punta sulla terraferma per il suo prossimo mandato, aperta a chi vuole investire e costruire, dice. Sì, aperti agli investimenti, non solo Mestre, io vorrei dire, ma anche Marghera, ma anche Favaro, anche Zelarino, anche Chirignago e tutte le città di Venezia che ci sono, le isole comprese. Noi pensiamo che il futuro sia proprio quello di vedere come l'investimento privato, come l'interesse privato, la somma di quell'interesse sia l'interesse pubblico. L'importante è che l'interesse di un privato non confligga con l'interesse del privato vicino. Ecco, quello è il ruolo del pubblico, da fluidificare quello che è l'azione. Fare azioni sul territorio non vuol dire cementificare, ma vuol dire risanare luoghi che sono spesso inquinati. Ed ecco al riguardo i suoi propositi proprio sull'edificio del 1600 dell'ex post di Piazza Barche. È un rottame che è stato bombardato nella guerra, è stato lì, ripeto, l'ho detto prima, sono morte anche i topi che ci sono dentro, un privato decide di fare qualcosa, raccolgono 63 firme, la bellezza di 63 firme la mandano al Presidente della Repubblica, che non ha altro da fare che leggere queste firme. Noi pensiamo che il privato invece possa costruire, costruiremo la nuova Mestre. Il 2019 è stato un anno difficile a causa dell'acqua alta, prosegue, ma il problema ha altresì fatto conoscere al mondo l'unicità di Venezia. Questo vuol dire pulire i canali, scavarli, renderli navigabili. Sistemare il Mose non vuol dire soltanto il Mose, vuol dire riefficientare la città. È stata ferma per 20-30 anni, i cittadini non ne possono più. Quindi la questione grandi navi da togliere da San Marco e dalla Giudecca e i suoi saluti personali tra gli altri a Mattarella, Casellati e Zaia, dicendosi pronto a essere, in caso di accordi, il candidato della Lega alle comunali per Venezia del prossimo maggio. Ora veniamo alla cronaca, al dramma che si è consumato a Scorzè, dove in un incidente stradale ha perso la vita un neopapà di 45 anni, era in auto con l'amico di sempre, è rimasto a sua volta ferito. Inglis Libralesso, 45 anni di Martellago, era diventato papà da appena 4 mesi dallo scorso 23 agosto e l'aspettativa di vedere crescere la sua piccolina si è infranta per sempre tra le lamiere della Golf, guidata dall'amico inseparabile Andrea Zampieri di 34 anni. Inglis non ce l'ha fatta, ha perso la vita dopo il terribile schianto dell'auto finita nel canale di scolo di via Tito Speri a Scorzè, dopo essersi schiantata contro un albero. Ferito gravemente ma vivo, l'amico alla guida è ora indagato per omicidio stradale.
La tragedia domenica, poco dopo le 11 del mattino, quando la squadra dei pompieri è stata allertata e ha estratto i 2 uomini, ma come già detto per il neopapà non c'è stato nulla da fare, era già privo di vita all'arrivo dei pompieri. 2 famiglie ora nel buio dello sconforto più profondo e con l'intera comunità che si interroga sul perché di questa tragedia, che nemmeno quando verrà svelata dalle indagini potrà comunque placare il dolore insondabile di chi si ritrova senza più il suo amato caro. Una campagna shock per dire basta agli incidenti stradali, fenomeno in aumento a nord-est, come confermano anche i recenti casi di cronaca. Oggi da Spresiano ha preso il via l'iniziativa voluta dal governatore Zaia. Carcasse di auto, testimoni di incidenti gravi, troppo spesso mortali, immagini shock e testimonianze social di ragazzi rimasti feriti, segnati per sempre. Sarà una campagna senza sconti quella che la Regione del Veneto porterà avanti nel 2020 per invertire il trend degli incidenti stradali, tornato a crescere negli ultimi anni, causa soprattutto la disattenzione da cellulare. A dirlo il governatore del Veneto Luca Zaia, autore di iniziative simili quando era presidente della provincia di Treviso, a confermarlo la fredda statistica. Nel 2018 solo in Veneto ci sono stati oltre 14.000 incidenti con almeno un ferito, quasi il 2% in più rispetto al 2017, 311 morti, numeri che nel 2019 sono già stati superati a inizio dicembre, tanti i giovani. Un morto su 4 sulle strade, diciamo i ragazzi a meno di 35 anni sono ragazzi giovani. Si muore per fuoriuscita di strada in solitaria per almeno quasi il 50% di incidenti mortali. Da qui l'iniziativa presentata davanti alla discoteca Odissea, uno dei templi della Movida Nord-Est, che presto arriverà in altri locali pubblici del Veneto. Faremo delle iniziative all'interno e anche all'esterno dei nostri locali, partendo appunto da questo messaggio shock che sono le autovetture, ma metteremo anche delle moto incidentate in modo che appena uno arriva subito abbia un grosso shock appunto visivo. Visto l'incremento dopo tanti anni di calo dei morti sulle strade, c'è stato un incremento negli ultimi tempi, quindi è necessario tornare evidentemente con queste campagne che devono essere necessariamente shock, altrimenti non sono efficaci. E nella campagna saranno coinvolti anche i familiari delle vittime. Incontrerò la signora Laugeni, la mamma di uno dei 4 ragazzi che hanno perso la vita a Jesolo. Incontro spesso i genitori o familiari o parenti di vittime della strada. Penso che questa campagna serva anche per, come si può dire, evitare che qualcun altro perda la vita. E da Zaia arriva un appello diretto ai giovani e non solo, in vista del Capodanno. Ragazzi, dico fate attenzione, occhio al telefonino, occhio alle distrazioni, guidate con assoluta attenzione, rispettare i limiti e soprattutto ricordo non bere se si guida. Cambiamo tema, un sestiere è pronto a mobilitarsi a Venezia contro il progetto di un nuovo albergo a San Francesco della Vigna. Alcuni preferiscono usare una parola tranquillizzante, bonifica, ma dai lavori nell'area ex gasometri di San Francesco della Vigna, stretti tra una scuola superiore e un convento del 1200, potrebbe sorgere un nuovo albergo di 6 piani, l'ennesimo in una città che ha una capacità ricettiva cresciuta negli ultimi anni al ritmo di decine di migliaia di posti letto. Anzi, proprio di fronte a quest'area di Venezia, ancora fuori dalle grandi rotte turistiche, le gru sono ben visibili a Murano, all'opera per costruire altri alberghi. Il caso di San Francesco della Vigna ha mobilitato molti veneziani ed è una storia che ha avuto eco anche a livello nazionale. Non credo proprio che una trasformazione alberghiera dei luoghi sarebbe vista di buon occhio da chi si batte per tutta la residenzialità e la vivibilità di Venezia. Potrebbero essere fatti degli appartamenti qui. Beh, questa è l'unica variante al piano regolatore che risulta approvata e giuridicamente sarebbe fattibile, ma forse andrebbe ripensato un po' tutto l'insieme del progetto. Proprietaria dell'area degli ex gasometri è la società austriaca che ha già realizzato 4 alberghi per quasi 2000 posti letto in via Camarcello a Mestre. Il convento di San Francesco della Vigna, intanto, continua a promuovere un'attività ecumenica che si fonda su un istituto di specializzazione in teologia per favorire il dialogo tra culture e religioni, soprattutto fra le confessioni cristiane. È un convento che ha quasi 8 secoli di storia, grazie alla presenza di frati illustri come padre Zorzi, che nel Cinquecento ha dato vita a questa realtà, soprattutto alla Chiesa.
opera del Sansovino, ma il quale deve integrare le teorie cabalistiche di padre Zorzi. Teologo, filosofo, a lungo guardiano del convento di San Francesco della Vigna, nel 1525 Francesco Zorzi diede alle stampe la sua prima opera, De Harmonia Mundi, che oggi dà il nome al vino che i frati continuano a coltivare e imbottigliare in pochi esemplari in questa vigna che, come il convento, risale al 1200, un fatto pressoché unico a Venezia, ma anche un'attività che potrebbe essere messa a rischio dalla costruzione del nuovo albergo. Vorrei rivolgere un appello pubblicamente al sindaco e al consiglio comunale, che si sono fatti vanto giustamente di questa delibera sul blocco dei cambi di destinazione d'uso, che conosce già molte deroghe, ad esempio non copre le isole, a Murano ci sono gru all'opera a fare nuovi alberghi, ma quantomeno qui a Castello, San Francesco della Vigna, se quella delibera ha un senso, nel momento in cui venisse portato in comune un progetto di trasformazione alberghiera dei luoghi, la risposta può essere semplicemente no. San Francesco della Vigna fa parte di una zona poco conosciuta di Venezia e che appare quasi dimenticata, eppure non mancherebbe di forti potenzialità. Per realizzare la facciata della chiesa di San Francesco della Vigna, Palladio vinse la concorrenza del Sansovino. Le due enormi statue di bronzo di Mosè e San Paolo sembrano quasi sporgersi dalle nicchie che le ospitano da secoli per guardarsi attorno. Anche qui, come nel resto di Venezia, le cose sono cambiate parecchio negli ultimi decenni. Certo, Castello è stata meno interessata di altre zone della città dal boom turistico degli ultimi anni, tanto da essersi guadagnato con Cannaregio il titolo di ultimo baluardo di venezianità. Ma in questa parte del sestiere, tra San Francesco della Vigna e la Celestia, appare difficile trovare traccia sia di turismo che di residenzialità. File di finestre sbarrate da chissà quanto tempo si susseguono sopra ad impalcature che devono proteggere i passanti dalla possibile caduta di pezzi di facciata di case che appaiono disabitate. Alcune impalcature sono fuori persino dalla sede dell'archivio storico del Comune di Venezia, che ne custodisce gli atti amministrativi fin dall'Unità d'Italia e che doveva apparire molto diverso quando fu visitato da Re Umberto I a fine Ottocento. Oggi invece proprio l'archivio del Comune di Venezia è il simbolo di una zona dimenticata dal Comune di Venezia. Una zona dalle enormi potenzialità. Tra queste colonne è stato girato il video di Piccola Stella della Sera di Ligabue, in questo campo Iuppidù di Celentano. Qui tutto parla veneziano, dalla casa di Ugo Foscolo al corto maltese che si incrocia improvviso in una calletta. Ma per incontrare politiche residenziali, aiuti alla manutenzione, salvaguardia di Venezia, forse ci sarà ancora da aspettare. Si era allontanato volontariamente Fabrizio Melodia, il 43enne di Mira, di cui non si avevano più notizie dal 22 dicembre scorso. Oggi si è presentato dai Carabinieri di Milano per raccontare le ragioni di questa fuga. Attira un sospiro di sollievo la moglie, che però ora apre un nuovo capitolo della loro storia coniugale. Si è fatto sentire dai Carabinieri, vivo sta bene a Milano e non vuol farsi sentire da me, No, penso sia con un'altra, da quello che ho capito è con un'altra. Mi ha contattato il comandante dei Carabinieri di Mira. Sabrina Vian, moglie di Michele Melodia, il 43enne di Mira scomparso dallo scorso 22 dicembre, racconta così la fine di un incubo cui era seguita una denuncia di scomparsa dove ogni istante di silenzio correva inesorabilmente verso le più infauste congetture. Sono più sollevata di sapere che sta bene. Contenta che stia bene, contenta che non stia male, contenta che non sia successo niente. Ma forse ora per lei ha inizio un altro tormento, dettato stavolta dalle bugie del marito che ha investito l'Italia intera per coprire il suo allontanamento volontario per la fuga con un'altra donna. Però piuttosto di fare tutto sto casino poteva dirlo ed era morta lì, insomma, perché tutto sto casino ha mosso mari e monti, fatto fermare parenti, amici e tutto, quando poteva benissimo dirlo apertamente. Da ora in poi dalla mera cronaca si entra nella sfera più intima, quella del personale, ragione per la quale non si vuole infierire ulteriormente con Sabrina, che al marito manda però un duplice messaggio. È mancato di rispetto verso l'uno verso l'altro e lui ha mancato di rispetto nei confronti della famiglia, quindi dei familiari, degli amici più stretti e anche di se stesso. Adesso che hai fatto le tue scelte, prendine atto e accetta le conseguenze.
Un 76enne di Mestre è rimasto ferito questa mattina nell'incendio che si è verificato in un appartamento a Rocca Pietra in provincia di Belluno, causato dal malfunzionamento di un fornello da campo collegato a una bombola di gas. Il proprietario, appunto il 76enne, lo stava utilizzando questo fornello sul balcone, le fiamme sono state poi domate dai vigili del fuoco, ma l'anziano ha riportato ustioni di primo e secondo grado sulla fronte e alla mano sinistra giudicate guaribili in 15 giorni. Danni, ecco, quelli ingenti anche all'appartamento per 30.000 euro. Domani sera alle 21:15 la nostra emittente trasmetterà il messaggio di fine anno ai veneti del presidente Zaia, tanti i temi toccati per chiudere il 2019 e affrontare le sfide del nuovo anno. Che quello di un il governatore Luca Zaia torna ad affidare alla nostra emittente il messaggio di fine anno ai veneti, che andrà in onda domani sera 31 dicembre a partire dalle 21:15. Una cavalcata lungo un 2019 che si chiude tra gioie e dolori, quella del presidente della regione che mette in testa ai successi l'aggiudicazione a Cortina e Milano delle Olimpiadi invernali del 2026, evento del quale beneficerà, dice, l'intera regione prima, durante e dopo la manifestazione. Tra i traguardi di rilievo impossibile dimenticare l'inserimento delle colline di Conegliano e Valdobbiadene nel patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Un'altra partita, dice Zaia, da giocare bene e nel rispetto delle regole. Zaia fiducioso anche sul fronte dell'autonomia, sebbene nel 2019 non ci sia stata l'attesa accelerazione. Ora aspetta al governo dimostrare con i fatti ciò che si è impegnato a concedere e per questo gennaio sarà un mese fondamentale. Ma il 2019 è stato anche l'anno del lungo, faticoso risollevamento dopo la devastazione di Vaia ed è stato in autunno anche l'anno della nuova acqua granda di Venezia, 187 centimetri. Parla di sanità Zaia, di attenzione ai deboli e alla salute dei cittadini anche quando si riferisce ai FAS. 2020 che porterà una rivoluzione viaria con il completamento previsto a dicembre della Pedemontana Veneta e che vedrà la regione impegnata anche nella soluzione di difficili vertenze occupazionali, un esempio su tutti, la delicata fase attraversata dal gruppo Safilo. Un messaggio, quello che trasmetteremo domani sera dalle 21:15, che si chiude con l'augurio più sentito, quello di buona salute da conservare o ritrovare per affrontare con speranza e ottimismo l'anno che sta per iniziare. E ora ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, ripartiamo parlando della speciale classifica di Variety in cui figurano 8 italiani tra i nomi dei 500 personaggi ritenuti più importanti al mondo nello spettacolo. Uno di questi è il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Anche in America è considerato uno degli uomini più importanti ed influenti al mondo quando si parla di cinema e spettacolo. Il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, è stato inserito nella speciale classifica di Variety, la storica e più importante rivista cinematografica di Hollywood. Con Barbera, tra i 500 nomi più blasonati, figurano solo altri 7 italiani. Un riconoscimento personale per la sua grande opera di rilancio della mostra, ma anche un'ulteriore conferma del ruolo che la Kermesse cinematografica veneziana è tornata ad avere nel panorama mondiale, quasi una ideale e ambita rampa di lancio verso gli Oscar. E il festival, che torna il prossimo anno al Lido dal 2 al 12 settembre, dovrebbe avere alla guida della Biennale ancora il presidente Paolo Baratta, in scadenza il 20 gennaio 2020. Indiscrezioni hanno già portato a una prima proroga di un mese fino a fine febbraio, in attesa di trovare il percorso per una riconferma definitiva ai vertici dell'importante istituzione culturale veneziana. Compie i primi 3 anni l'attività promossa dall'amministrazione comunale per avvicinare e appassionare i giovani alla lettura. La biblioteca si trova in via Querini, pieno centro a Mestre, 74.000 presenze registrate in 3 anni. Una biblioteca nel centro di Mestre tutta dedicata a bambini e ragazzi, con libri, testi e novità pensate per lettori fino ai 14 anni. 3 anni fa, quando l'attività lanciata dall'amministrazione comunale di Venezia è partita, poteva sembrare una scommessa, meglio un azzardo, avvicinare e appassionare anche i più giovani alla lettura. Un invito alle nuove generazioni che si pensano normalmente più attratte da PlayStation e videogiochi.
Oggi la biblioteca Junior Betz compie 3 anni e si può riassumere come un grande successo. Buon compleanno Betz Junior, sono 3 anni trascorsi ormai dalla sua apertura e inaugurazione e sono stati 3 anni di grandi successi, 3 anni dedicati ai bambini, 3 anni dedicati alle famiglie e a avvicinare i bambini alla lettura e alla curiosità. In questi primi 3 anni sono stati circa 50.000 i prestiti di libri, coinvolgendo nella lettura bambini, ragazzi, ma anche le loro rispettive famiglie. E sono stati circa 70.000 gli ingressi in biblioteca, sono circa 13.000 i libri presenti in Betz Junior e sono 350 le classi delle scuole che l'hanno visitata in questi 3 anni. È ovviamente un incoraggiamento a continuare su questa strada perché siamo sulla giusta strada, avvicinare i bambini alla lettura è una missione importantissima che il Comune deve sostenere. Successo per l'evento natalizio organizzato per raccogliere fondi a sostegno del nucleo protezione civile del Lido, impegnato sempre in prima linea durante l'emergenza dell'alta marea eccezionale di novembre. Cantano insieme ormai da 22 anni. Quest'anno il tradizionale concerto natalizio del gruppo vocale Mamme per Caso, 11 donne dirette dalla maestra Paola Mangini, aveva la finalità di sostenere l'associazione Nucleo di Protezione Civile del Lido, volontari definiti più volte angeli custodi della città e dell'isola nei giorni della drammatica alta marea di novembre. È un modo per fare gli auguri a tutta la cittadinanza, è un modo per farla come è accaduto in una sala gremita. Oh happy day, oh happy day, oh happy day. Particolarmente ricco il repertorio presentato al numeroso pubblico in un clima di festa e di allegria che solo la musica e la carica interpretativa delle mamme hanno saputo creare. Il programma del concerto ha attraversato i brani della tradizione religiosa come Ad Est Fidelis a quelli resi famosi dai film natalizi americani, con qualche puntata nel gospel, così da accontentare tutti i gusti. Dalla musica un momento di speranza per il futuro della città provata. E soprattutto per trasmettere tutta la nostra vicinanza a chi in questo momento, come per esempio gli amici di Pellestrina, ma anche della città stessa di Venezia, che hanno particolarmente sofferto per l'evento del 12 novembre. E parleremo invece del Capodanno, ma a Treviso a 20:10, subito dopo i nostri telegiornali. In studio con Daniela Sizia ci saranno il sindaco Mario Conte e l'attore Igor Barbazza che presenterà la festa in piazza. Vi ricordo naturalmente numeri e indirizzi, eccoli qua, li vedete in sovraimpressione per segnalarci il vostro presepe. Se non potete riprenderlo voi o inviarci delle foto, contattateci e verremo noi. Naturalmente per chi manda i video ricordiamo di usare lo smartphone tenendolo in orizzontale e di fornirci anche una breve descrizione del presepe con i vostri dati, l'indirizzo e un numero di telefono a cui contattarvi. Questa sera andiamo col presepe allora a Salzano con le immagini di una natività realizzata interamente a mano dal suo ideatore. È tutto, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio poi alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. First Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They
Bentrovati al meteo. Il 2019 si conclude con la costante presenza dell'anticiclone e dunque con tempo stabile sul nostro territorio. Vediamo dunque le previsioni per il 31 dicembre. Sul Veneto ampio soleggiamento con cielo sereno ovunque, salvo per qualche foschia o nebbia sulle pianure, specie al mattino e poi successivamente dalla serata. Sarà asciutto dappertutto e senza piogge. Temperature in ripresa, minime comunque sempre sotto zero praticamente ovunque, massime tra 4 e 7 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia con tempo stabile, anche qui infatti sarà soleggiato, vedete il cielo si presenterà sereno o velato. Temperature minime sotto zero e sopra lo zero solo a Trieste, massime tra 6 e 9 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà il sole a prevalere su tutti i settori, cielo sereno o velato. Temperature minime fino a meno 3 gradi, massime sui 10-11 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.